Non sa nulla Elly Schlein, segretario nazionale del Partito Democratico, e neanche il segretario regionale Anthony Barbagallo, ma il partito rischia di perdere un pezzo importante di quella che è la sua pagina dell'antimafia e della trasparenza. Voci accreditate ma non confermate parlano insistentemente di un passaggio di Caterina Chinnici, europarlamentare già candidata a presidente della regione e assessore nel governo guidato allora dall'autonomista lombardo, al partito di Silvio Berlusconi. Non ci sono conferme, ma il fatto che sull'argomento non ci siano smentite lascia molto spazio a credere che possa essere così. Cosa potrà aver indotto la Chinnici a considerare questa scelta è arduo opinarlo, ma pare ci sia un malessere dei moderati del PD a seguire il nuovo corso Schlein, percepibile nella fuga verso Italia Viva del senatore Borghi, che ha accusato il partito di essere diventato troppo radicale e massimalista. Lo avrà pensato anche la Chinnici? Lo sapremo prossimamente, anche se da persona equilibrata e moderata qual è, difficilmente si lascerà andare a dichiarazioni che possano fornire il là ad interpretazioni strumentali. E dunque, a parte i massimi esponenti del partito che dicono di non possedere informazioni in merito, c'è comunque un immediato riscontro dei social alla notizia e sono in tanti a non condividere la scelta dell'eurodeputata, figlia di Rocco Chinnici, ricordiamo ideatore del pool antimafia, che peraltro solo lo scorso anno, dopo aver accettato la candidatura a presidente della regione, volle fortemente che nelle liste non ci fossero persone con procedimenti penali pendenti e che adesso invece potrebbe sedere accanto a qualche forzista con trascorsi non proprio chiari come Dell'Utri e D'Alì. Ma anche qui Schifani e Caruso giurano in un nuovo corso del partito. E di fatto non si è ancora spenta l'eco di un altro passaggio discusso e inatteso avvenuto nel corso della convention forzista da parte dell'ex pentastellato Cancellieri agli Azzurri. Una ricerca di posizioni più centriste? Una destra e sinistra troppo caratterizzate da radicalismi che non confortano una parte di elettori e di moderati, o semplicemente il traino di Renato Schifani? Vedremo.